Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Ah, ecco, questo modo. Da un lato invece signore. Ma ciao, potafona. Sono abbastanza. Allora, bentornati a Giallo Radio Club. La prima mezz'ora di questa trasmissione la dedichiamo ancora una volta a Garlasco. So che ne sentite parlare ovunque, però noi abbiamo un ospite che probabilmente non avete sentito molto e quindi per questo è una cosa eccezionale. Intanto ringrazio in regia Natalia, ricordo i numeri 0292947222, WhatsApp 340 6709 659. Dunque, avete sentito, anche se non si sente molto bene perché non è pulito benissimo, sicuramente la procura lo avrà pulito molto meglio, anche i carabinieri. Una delle intercettazioni ambientali più importanti contenute nella nota informativa dei carabinieri di Milano-Moscova su Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi e attualmente dalla Procura di Pavia non ancora rinviato a giudizio. Dunque, mentre Sempio prepara la sua difesa puntando proprio sul fatto che queste intercettazioni sarebbero suggestive e in particolare questa che adesso vi andrò un attimo a rileggere per poi commentarla con la mia ospite, in particolare questa sarebbe solo un commento ad un podcast che lui stava ascoltando, mentre quindi lui si prepara per la difesa e la procura attende il momento di chiedere il rinvio a giudizio. Noi cerchiamo di capire davvero quali sono gli elementi che portano a pensare che possa essere stato Andrea Sempio il vero autore del delitto di Garlasco. Poi magari la prossima volta parleremo invece degli elementi che tolgono il condannato, quindi Alberto Stasi, dalla scena del crimine per quanto riguarda le consulenze della Bibbia, insomma, dei RIS di Cagliari, la Cattaneo. Però oggi ci concentriamo un po' più su Andrea Sempio e sulla sua mente. Lo facciamo con Clarissa Matrella, benvenuta, criminologa, forense, grafologa, criminalista, insomma, chi più ne ha più ne metta. Benvenuta Clarissa. Buonasera a tutti, buonasera Laura, grazie di avermi invitato. Allora Clarissa, lui dice, diciamo, non ci voglio parlare con te imitando una voce femminile, io sto leggendo il brogliaccio, no? E dice, era tipo, gli ho detto, riusciamo a vederti? Dice, riferendosi alla propria risposta. E poi imitando ancora la voce femminile, lei mi ha messo giù il telefono. Ah, ecco che fai la dura. E ride. Ma io non l'ho mai vista in questo modo. Da un lato l'interesse non era reciproco. Poi dice una parolaccia, lei dice non l'ho più trovato il video. Poi con tono di voce più basso è tutto sbagliato. Ah, io l'ho portato cioè è stata una bella stronza. Io l'ho portato lì, poi ho messo giù il telefono. Anche lui lo sa perché ho visto dal suo cellulare, perché Chiara con quel video, io ce l'ho dentro la penna, vabbè. Allora, a parte
diciamo il brogliaccio e l'originale, che invece probabilmente ascolteremo molto molto meglio durante un eventuale processo, e che avranno ascoltato sicuramente molto molto meglio anche le difese, la difesa di Stasi e la difesa di Sempio, soprattutto, che sta leggendo tutti gli atti che noi non abbiamo a disposizione. Clarissa, questo come giudichi, come leggi tu questa che viene considerata una delle intercettazioni ambientali più importanti? Sempio si riferisce a uno di quei famosi video intimi tra Chiara e Alberto, che potrebbero essere, diciamo, un po' il detonatore del movente ossessivo sessuale. Allora, io diciamo parto da un presupposto che la Procura sta lavorando su prove certe sulla colpevolezza, diciamo, in questo momento di Sempio, e invece in passato con diciamo l'altro imputato no, era diciamo un po' più aleatoria. Per quanto riguarda invece la parte diciamo dell'audio, dunque dell'intercettazione nel particolare, io penso che come ho detto in un'altra intervista, lui parli con se stesso, dunque rievoca un po' come nell'aspetto grafologico il trauma che ha vissuto e scimmiotta, tra virgolette, un pochettino l'evento che lui stesso a livello traumatico ha vissuto. E la cosa che mi ha colpito invece in modo particolare è proprio l'evento della chiavetta. È un po' diciamo da parte di svariati tecnici questo la consapevolezza che diciamo molti video erano all'interno di questa chiavetta e la chiavetta era all'interno della casa. Ecco, è un po' anche lo vediamo, diciamo, questi comportamenti un po' anche in soggetti che hanno psicopatologie, dove spesso parlano tra di loro, scimmiottando anche eventi della propria vita che vivono in questi eventi traumatici, forti, traumatici, o diciamo il ridacchiare spesso di alcuni soggetti. Lui non ridacchia ma considera diciamo le parole di Chiara o il rifiuto di Chiara come un evento diciamo traumatico e di impatto per se stesso. Senti, tu hai avuto modo, essendo una grafologa forense molto esperta, hai avuto modo anche di leggere, lui ha una produzione documentale, diciamo, a mano di biglietti pazzesca, ecco. Tu hai avuto modo di esaminare qualcosa, cosa ne pensi? Così, diciamo, ovviamente non approfonditamente. Allora, sì, io ho avuto modo e ho anche diciamo, scritto in merito in particolare all'ultimo biglietto ritrovato da parte degli investigatori in alcuni resti del pattume durante diciamo un'attività investigativa dove Sempio non sapeva neanche di essere diciamo osservato, e io diciamo relativamente a quel biglietto ho notato diciamo la forma di aggressività nella pressione e come diciamo vive lo spazio del foglio, dunque questo spazio di vita all'interno del foglio, e come scrive, solitamente li scrive in stampatello, mascherando molto la sua personalità, ma questo un po' l'abbiamo anche visto nei vari diciamo interviste dove lui si sottopone un po' come aveva fatto anni fa Sabrina nel caso Scazzi. Dimmi, questo è interessante.
È Invece interessante questo c'è, parallelo. diciamo, secondo me ci sono questi eventi traumatici che poi diventano una forma di, diciamo, eventi, diciamo, istrionici dentro la persona, una forma di teatralizzazione dove, come nel caso di Sabrina, che è nel delitto della Sara Scazzi, emerge a tutte le agenti televisivi come una forma di talk show. Io ho seguito anche altri casi, diciamo, pubblici dove è toccato con mano, diciamo, anche l'uomo che aveva strappato con i propri denti il dito di un uomo all'interno di un tribunale a Massa Carrara, e viveva proprio questo psichiatrico, viveva proprio questo diciamo senso di padronanza della televisione, no? Adesso mi chiamano i giornali, la televisione, l'ego, una forma narcisistica, dunque questo Quello lì volersi diciamo che far vedere a tutti i sì. costi. Sì. Diciamo che quello lo abbiamo trovato in tantissimi, anche, voglio dire, se vogliamo pensare a grandi nomi, anche Ted Bundy che sfidava le televisioni, cioè grandissimi, ecco, anche Donato Bilancia, insomma, se vogliamo. Però vabbè, Diciamo, ovviamente noi non stiamo dicendo che Andrea Sempio sia un soggetto sicuramente di questo tipo, però sicuramente diciamo emergono dei tratti. Ecco, ho sentito dire da qualcuno, non so se sei d'accordo con me, che comunque probabilmente anche scritto qui nelle carte, che diciamo una delle sue caratteristiche è la sociopatia. Ecco, tu cosa ne pensi? Perché invece la sua difesa dice che assolutamente lui ha tante amiche, non ha problemi. le forme sociopatiche non è che non hanno amici, cioè volevo precisare questa cosa, ma la forma perfetto. sociopatica è, diciamo, possono avere tante amiche ma essere vuoti dentro, dunque isolarsi, avere un mondo loro tutto costruito in sé per sé. Sì, un po' dalla grafia si nota anche questo senso di isolamento del ragazzo, e sono d'accordo con, diciamo, con chi ha fatto la perizia nella prima battuta sicuramente. È una cosa che invece diciamo emerge inizialmente anche il volersi nascondere a tutti i costi diciamo scaricare le colpe a terze persone. Ecco. Ecco, questo Senti. è un po', diciamo, di fatto in questo caso in particolare, come ho esortato inizialmente, gli inquirenti stanno lavorando sulle prove certe, cioè proprio su prove che sono state, diciamo, lasciate sulla scena, dunque come la prova Impronta 33, 97, il DNA. oltre alla diciamo traccia la traccia 33, dunque come attività dattiloscopica, dunque sicuramente non si stanno inventando nulla in questo processo, No, insomma. no. Abbiamo Senti, vari motivi per poter, diciamo, andare avanti e cercare di capire chi è stato veramente l'autore della povera Chiara. Senti, in un'altra conversazione lui nomina Chiara proprio, dice le ho portato lì, anche lui lo sa, chi lui non lo sappiamo, perché ho visto dal suo cellulare, perché Chiara con quel video, e io ce l'ho dentro la penna, è Chiara, quindi individualizza Chiara. Cosa vuol dire secondo te questa citazione? Cioè che nomina Chiara, perché non la nomina molto, Però ricordiamo una fotografia che lui aveva fatto della classe di giornalismo a cui partecipava, in cui da un metadato di questa fotografia
lui aveva rinominato le persone nella fotografia con altri nomi e una ragazza che era molto simile a Chiara l'aveva nominata Chiara, ma quella si chiamava Laura. Come giudichi questo, cioè come lo leggi questo voler anche nominarla? E diciamo la nomina, uno perché, come ribadisco, lui secondo me lui scimmiotta molto l'evento l'evento traumatico, un po' come i ragazzini, no? Vittime bulli che commettono dei, diciamo, crimini efferati dove diciamo, magari fanno del male ad altri ragazzini e poi ne deridono su delle chat e prendono in giro l'evento, no? Io non verrò mai preso in considerazione, l'ho fatta franca, dunque non sarò mai imputato per quel caso. Dunque io ho fatto quell'evento, lo ricreo, parlo con i miei amici, interpreto, faccio vignette e dunque lui, diciamo, è un po' questo l'evento, non che lui è a sua volta, e lo dice lo stesso Sempio, vittima di diciamo bullismo. Io ho questo, diciamo, mio parere, un parere prettamente diciamo professionale, dove secondo me lui da vittima diventa carnefice ed è un passaggio, diciamo, che può avvenire in alcuni diciamo soggetti che passano delle fasi diciamo anche difficili, dove per dei no, delle negazioni commettono dei reati anche efferati, insomma. E ci può essere poi, io leggevo appunto uno psichiatra che diceva che eventualmente dovesse succedere una volta nella vita che hai commesso qualcosa di terribile, poi dopo ci può essere anche dei decenni di raffreddamento e in questo raffreddamento si denota una mancanza di empatia, un voler essere un po' controllante in tutto. Tu noti questo in lui? Io lo noto molto bene questo atteggiamento, anche perché ha molta freddezza anche in come, diciamo, si espone. Sicuramente, diciamo, la difesa sta facendo un buon lavoro con Sempio affiancandolo, però ricordiamo sempre che diciamo, la difesa è una delle sue più care amiche ed è un'amica anche di Marco Poggi. Dunque un po', diciamo, il segreto di Pulcinella lo chiamerei. E un'altra cosa che cioè tu vuoi dire che probabilmente questa cosa del video, come ha detto Stefania K nella SIT tra l'altro recente del 6 maggio, di questo video che girava lo sapevano un po' tutti. Lei ha detto sì, così, ecco perché Stefania. ho citato proprio il segreto di Pulcinella, proprio questo diciamo, di questo video che sapevano un po' tutti, in particolare tra gli amici, perché comunque ricordiamo sempre che il giorno prima, diciamo, si erano incontrati un po' tutti a casa della nonna. Dunque Beh, non lo sappiamo questo, però non abbiamo nessuna prova di questo. È una teoria, è un'ipotesi. È una teoria che, diciamo, no, se poi tu sai che è stata provata, insomma, a me non risulta. Io le cito questa cosa perché, diciamo, è un vociferare anche del popolo, però poi, diciamo, avevano molta confidenza. Io ero andata a parlare anche con questi... però che diciamo, ci dà la prova che erano tutti amici, insomma, anche questo la stessa avvocatessa da parte di Sempio. Questo sicuramente. Probabilmente cioè, non penso che si siano incontrati il giorno prima per decidere niente, anche perché questo è un evento singolo che ha deciso lui, basta. Non sto per la procura, questo, sto per la dicendo procura, magari che però... del video probabilmente ne erano conoscenza tutti. Magari dopo
Cioè, un'idea potrebbe anche essere che dopo si sapesse invece cos'era successo, perché mi sembra strano che, no, tra ragazzi di quell'età non si possa sapere niente dopo. Madonna, come fai a tenere un segreto così in un paesino piccolo, in un giro di amicizie bene o male? Boh, non lo so. Senti, come leggi invece il comportamento un po' del fratello di Chiara, che è molto oppositivo nei confronti degli inquirenti attuali? Cioè si legge, quello che diciamo è tutto scritto nelle carte, e soprattutto è un po' contraddittorio sulla frequentazione o meno di Sempio, sulla visione o meno di sto video, sul giro di sto video. Ecco, allora, diciamo un che po' io su questa Marco famiglia ad di cui oggi non tutti si riesco chiedono. ancora a dare una decifrazione ben precisa, perché diciamo, sto ancora cercando di studiare alcuni comportamenti. Sicuramente il suo comportamento, diciamo, per quello che diciamo un po' visto, è tipico di una persona che conosce bene, diciamo, gli eventi ed è un caro amico, come dicevo un po' prima, sia di Sempio che della sua avvocatessa. Insomma, non ho ancora, diciamo, decifrato bene Cioè, vuole proteggere se stesso? Secondo te vuole proteggere se stesso per cercare di non rientrare in questa storia da cui si è allontanato anche con dei chilometri perché è andato a vivere lontano? O vuole proteggere, diciamo, la sua responsabilità morale? Assolutamente non deprecabile, cioè, voglio dire, lui non lo sapeva che questo qui magari aveva visto il video, come ha scritto Carabinieri, oppure vuole proteggere il suo amico fino alla fine, difendendo questa sentenza di condanna di Stasi, come fanno i genitori all'ennesima potenza. Allora, secondo me lì c'è un'elaborazione del lutto. Nell'elaborazione del lutto di un ragazzo così giovane ci sono delle, diciamo, si congela l'anima, insomma non riesce più a relazionarsi con il mondo esterno legato poi all'omicidio di sua sorella. Secondo me lui sta proteggendo in prima battuta se stesso. E poi tutto diciamo, tutta la famiglia in particolare, perché diciamo, riaprire il caso è frustrante, rievoca, diciamo, il ricordo della sorella, e di conseguenza anche poi l'amico, insomma, il suo migliore amico probabilmente vive dei sensi di colpa anche, ecco perché il comportamento di Marco. Però io ribadisco, non sono entrata ancora nello specifico del dettaglio preciso di Marco. Senti, tu hai seguito tantissimi casi, adesso siamo in chiusura, poi sicuramente ci risentiremo, ma ti è mai capitato un caso così? Perché veramente, secondo me, è veramente unico per tanti versi, ecco. Oltre al caso del mostro di Firenze, che è molto, molto certo, quello lì è molto molto complesso, diciamo, no, così efferati, con tutte queste trame, diciamo, con tutti questi sotterfugi, no, non mi è mai capitato, diciamo, anche nella storia ne esistono, diciamo, pochi, insomma, anche perché comunque ricordiamo sempre che molte prove sono state, diciamo, insabbiate. Poi vedremo, diciamo, al processo che cosa emergerà dagli inquirenti, dal PM, gli ulteriori dati. Tu credi che loro chiederanno un particolare come il caso della Mollicone, che diciamo di Serena Mollicone, certo, che ne abbiamo parlato. Mi ricorda il caso di Chiara Poggi, però anche lì siamo ancora in una fase, diciamo,
particolare di accertare, diciamo, le prove certe di Perché alcuni, più, di più alcuni tempo eventi. passa, più diciamo le prove sono indiziarie ed è difficile. Però io credo tu, diciamo, questa è l'ultima battuta che ti chiedo, credi che insomma intanto arriveremo a un processo e loro chiederanno un dibattimento o un abbreviato? Intanto hanno detto che non si farà sentire, quindi... Secondo me andiamo in dibattimento, non ci sarà un abbreviato in questo caso. E lì si gioca tutto, insomma, anche sulla giuria popolare, quindi è Beh, già. importante. Quindi, il lavoro che stanno facendo anche dal punto di vista mediatico è un po' in vista di quello, probabilmente, no? È un processo mediatico come un po' il caso Paganelli ultimamente a Rimini, insomma, sì, secondo me in dibattimento cercheranno di sciogliere un po' i nodi dell'accusa, insomma, e la Ecco, difesa poi potrà credi che ci portare sarà altro? Credi che ci sarà altro? Io credo di sì, però... Sicuramente ci saranno altri risvolti, però Sì. diciamo, attendiamo i tempi processuali e cerchiamo di comprendere piano piano cosa emergerà. Va bene, senti, ti ringrazio tantissimo e sicuramente ci risentiremo, magari più avanti, vediamo come va, non solo su Garlasco a questo punto, magari possiamo affrontare una volta il caso Paganelli di cui non abbiamo mai parlato praticamente perché poi siamo stati 3 volte da Garlasco, qui siamo in Lombardia anche, quindi magari lo sentiamo anche più vicino, però ti ringrazio tantissimo. Buon lavoro e a presto. Grazie. Grazie a voi, grazie Laura, a presto. Grazie. Facciamo un minuto di pausa e poi torniamo con il caso di Patrizia Nettis che si sta riaprendo. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il re è tornato. Senti ogni nota. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema. Devo capire che cosa vuole. Vorrei un feedback costruttivo. E anche un lettaletta o solo un feedback? Prenderò il meglio da questo lavoro. No. Charlie, ti abbiamo detto delle risate. Stella, ciao. Dimmi che non ti metterai quello. Nascondi l'emozione per una volta, ti prego. Johnny Cage, sei stato scelto per il Mortal Kombat. Non fa per me, a meno che non paghiate bene. È un torneo che potrebbe salvare l'intera umanità. Vuoi venire o no? Mortal Kombat 2 al cinema. Ieri sera il nostro pastore è stato ucciso e noi risolveremo il caso. Pensate di avere il coraggio di lasciare casa? Noi non abbiamo paura. Ma Paul, che cos'è? Credo sia una strada. Ma di che cosa è fatta? Non di erba, questo è sicuro. Allora venite? No, è impossibile. Per George? Per George. Pecore sotto copertura, dal 7 maggio al cinema. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Eccoci, siamo tornati e parliamo di Patrizia Nettis. Vi ricordate la giornalista di Fasano che si occupava dell'ufficio stampa del comune di Fasano?
trovata morta il 29 giugno del 2023, un decesso che venne archiviato subito dalla Procura di Brindisi come suicidio, impiccagione vicino a una scala della sua casa, una scala interna della sua casa. Non venne mai fatta un'autopsia, Patrizia venne subito, insomma, tumulata e la sua famiglia però non ha mai creduto al suicidio, anche perché lei avrebbe avuto addirittura il giorno dopo un'intervista con il CT della Nazionale. Lei si occupava di sport, poi vinceva gare, come vedete dalle foto, di nuoto, aveva un bambino, era separata ma in modo molto civile, aveva un bel rapporto col suo ex marito, un bellissimo rapporto con il suo bambino, che quei giorni era col marito, con cui si era messaggiata poche ore prima poi di essere, insomma, di morire. I suoi familiari non ci hanno mai creduto, hanno sempre continuato a lottare perché il caso potesse essere riaperto come omicidio, hanno fatto fare una consulenza medico-legale che ha stabilito che di fatto diciamo era incompatibile con il suicidio quel tipo di decesso. E soprattutto poi è arrivata la svolta dopo tante, insomma, avanti, indietro, carte bollate varie con le procure, grazie ad una consulenza informatica sul cellulare. Adesso ce lo spiegherà bene la svolta, da dove arriva e come arriva, l'avvocato Castellaneta, che si occupa del caso di Patrizia e segue la famiglia di Patrizia. Poi speriamo di riuscire a metterci in contatto con Vito Nettis, il papà di Patrizia, perché non prende molto bene il telefono. Bentornato avvocato, ci siamo già sentiti in passato. Ben trovata a lei, grazie per l'invito. Allora, avvocato, insomma, questa novità che adesso ci spiega bene in cosa consiste, ci dà speranza di riuscire a fare luce? Intanto ci consegna una certezza. La certezza è che abbiamo fatto bene ad opporci alla richiesta di archiviazione. Bravo. Questo è poco ma sicuro. Sì. Questo è poco ma sicuro, perché se non avessimo depositato, non avessimo discusso l'11 febbraio dell'anno scorso dinanzi al GIP Vilma Gilli la nostra richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione, la nostra opposizione alla richiesta di archiviazione, probabilmente oggi avremmo in mano un'archiviazione e non avremmo in mano due dati molto importanti come quelli che si sono potuti ottenere grazie ai nuovi software che nel frattempo sono stati prodotti sul mercato, che hanno consentito, a differenza della prima volta, di ottenere dal telefono di Patrizia degli elementi. Ora chiariamo subito, il telefono non è diventato improvvisamente accessibile. Quindi il discorso relativo alla disabilitazione del telefono purtroppo c'è, rimane, è una macchia dal nostro punto di vista sull'attività di indagine. Spieghi bene questa cosa, perché ci richiama tanto Garlasco anche questo. Lì venne addirittura cancellato tutto il contenuto del computer, quindi pensiamo un po'. Cos'è successo qui? Allora, molto semplicemente, cosa è successo? È successo che la mattina in cui viene ritrovato il corpo di Patrizia, i carabinieri, l'unico atto conservativo che pongono in essere è il sequestro del telefono di Patrizia. Un telefono che era acceso regolarmente. Questo telefono però viene trattenuto per effetto del sequestro all'interno della procura e a distanza di, non ricordo quanto, adesso io sulle date adesso sinceramente comincio a essere un po' più impreciso, quindi preferisco non qualche mese, diciamo. A distanza di qualche mese viene conferita ai sensi del 360, viene conferito un incarico a un consulente tecnico d'ufficio che è l'ingegner Sergio Civino per tentare l'accesso al telefono di Patrizia. A distanza di pochissimo tempo l'ingegner Civino restituisce l'incarico, restituisce il telefono, comunicando che il telefono gli era stato già consegnato in status di disabilitazione e precisa all'interno
della propria relazione che la disabilitazione, che per intenderci in un iPhone comporta la cancellazione della griglia numerata, quindi ti impedisce di inserire nuovi codici, la disabilitazione era stata raggiunta perché si era superato il numero consentito di tentativi di accesso con codici sbagliati. Chiaro? Vabbè, non avevano il PUC, giustamente, dice. Ora, chiaramente, noi ci siamo chiesti fin Però dall'inizio... posso dire una cosa, adesso, scusi, avvocato? Adesso una cosa tecnica. A me è capitato una volta e non trovavo il PUC. Ho chiamato il gestore e mi ha dato il PUC. Noi non avevamo la disponibilità del telefono, quindi non eravamo noi che potevamo offrire. Sì, ma voglio dire, i carabinieri potevano chiamare, non so se sono i carabinieri o la polizia, poteva chiamare il gestore e gli avrebbero dato. Viene consegnato al CTU la prima volta in condizioni di disabilitazione. Disabilitazione, ok. Dallo stesso dicendo io qua non posso fare niente. Non ci sono software che consentono di entrare in questo telefono e di estrarre alcun dato. Benissimo. Era importante perché, avvocato? Ricordi perché era importante il dato? Perché ovviamente oggi sappiamo benissimo che all'interno del telefono c'è la vita di ognuno di noi. In quelle ore c'erano stati degli scambi di messaggi, delle telefonate e soprattutto vi era una chat molto importante tra l'indagato e Patrizia, che l'indagato aveva pressoché completamente cancellato sul suo telefono. Ricordiamo che l'indagato è una persona con cui aveva avuto un rapporto, no? Giusto, Patrizia? Esatto. E poi c'è la persona informata sui fatti, che è il sindaco di Fasano, e anche lui aveva completamente, anche se diciamo persona informata sui fatti, però aveva mostrato in sede di SIT ai carabinieri il proprio telefono, e anche lì risultavano completamente cancellate tutte le chat con Patrizia. E sappiamo che i tre si erano visti comunque la sera, quindi questi sono i dati che abbiamo. A modo di dire di entrambi, queste erano state cancellate perché non volevano più sentirne parlare, ma di poi a me viene qualche dubbio. Io dico, ovvio che accedere al telefono di Patrizia avrebbe potuto, a meno che anche Patrizia non avesse cancellato interamente le chat, e ne dubito, avrebbe potuto chiarire, ma probabilmente anche a favore dell'indagato e del sindaco di Fasano, perché noi siamo garantiti. Certo. Ci ha raggiunto intanto Vito, Vito, bentornato. Buonasera. Ciao. Stiamo adesso l'avvocato. Sì, l'avvocato ci sta spiegando un attimo. Vabbè, avvocato, continui a spiegare perché sennò qui non arriviamo al dunque. Allora alla fine, con questo software risulta disabilitato. Che succede? Succede che arriva la richiesta di archiviazione, noi ci opponiamo e grazie anche al nostro consulente, che è Salvatore Filograno, veniamo a conoscenza dell'esistenza di nuovi software che consentono di estrapolare alcuni dati, non tutti i dati, anche da telefoni disabilitati. Chiediamo, tra le varie attività extra di indagine, anche una nuova CTU sul telefono. Questa nuova CTU viene concessa, viene disposta, quindi con accoglimento da parte del GIP, delle nostre istanze, viene disposta e all'esito delle attività peritali vengono comunicati due elementi più importanti che si sono potuti estrapolare e estrarre dal telefono. Ovvero, il primo è che il telefono alle 4.06 risulta sganciarsi, e quindi con precedente aggancio, al Bluetooth della macchina di Patrizia, con tanto di numero di telaio per la verifica del sistema Bluetooth, e soprattutto che il codice originario che avrebbe concesso l'apertura del telefono, quindi l'ultimo codice inserito è 021117, esattamente 021117. Questi due dati, ovviamente, l'uno, quello relativo al Bluetooth, è molto importante perché sostanzialmente sconfessa completamente la tesi portata avanti dal pubblico ministero, secondo cui Patrizia sarebbe morta alle 10. Questo se noi accettiamo l'idea che la vita di Patrizia fosse inscindibilmente legata all'utilizzo del telefono.
e quindi Certo, io devo ipotizzare che Patrizia alle 4.06 fosse ancora viva. Al contrario, se accetto la tesi del pubblico ministero, se conferisco al messaggio da Patrizia inviata all'ex marito, bacio al figlio, se conferisco a questo messaggio il valore di messaggio di commiato, e allora viene fuori un elemento ancora più grave, ovvero che qualcuno aveva il telefono di Patrizia alle 4.06 e soprattutto questo qualcuno è rientrato in casa per risistemare all'interno della casa di Patrizia sia il telefono che le chiavi dell'autovettura. Mi permetto di sottolineare che questo dato fa il paio e soprattutto conferma le voci del testimone ritenuto dalla procura inattendibile, che riferì il movimento in entrata e in uscita dell'abitazione della Nettis fino alle 5 di mattina. Mi ricordo. Senta, avvocato, però questa è un'ultima domanda, poi parliamo con Vito, ma il fatto che diciamo possa esserci stato qualcuno comunque che ha usato il telefono alle 4 e che magari è rientrato alle 4, voglio dire, può anche essere compatibile non con il saluto in quanto commiato, in quanto evento di suicidio, cioè addirittura, insomma, no? Qualcuno sia tornato a sistemare le cose dopo. In questo momento non possiamo escludere, ancora più di prima, non possiamo escludere nessuna ipotesi. Io credo che a questo punto si debba procedere, stiamo aspettando ancora altri dati che erano stati comunque richiesti dal GIP, che non si risultano ancora acquisiti, perché sono relativi agli indirizzi IP dei telefoni dei due uomini, le celle telefoniche agganciate e un tabulato tra la Mancini e Pace, amici di Patrizia, che si telefonavano poco prima della scoperta del corpo fatto da Pace. Chiaro che stiamo aspettando questi ultimi risultati, ma mi aspetto che a seguito di questi elementi, già solo questi nuovi elementi, si debba procedere alla già tante volte richiesta autopsia. D'altronde codice che avrebbe aperto il telefono casualmente è lo stesso codice che veniva comunicato dall'indagato, il quale una volta rientrato in possesso del suo telefono scopre all'interno del suo telefono di avere memorizzato, non si è capito come, questo codice, e lo fornisce lui alla procura dicendo: guardate, questo è il codice che potrebbe aprire il telefono di Patrizia, peccato che il telefono fosse già disabilitato quando lui che strano. Quindi anche questa circostanza merita un approfondimento. Non sto dicendo nulla, nel senso che non sto accusando Argento di qualcosa in particolare, però è come fosse in possesso di questo codice. Ma io credo che comunque gli approfondimenti ci vogliono sempre. Poi adesso qui stiamo vedendo un banco che salta dopo 19 anni, potrebbe anche questo, diciamo che magari questo, ecco. Vito, guardando quello che sta succedendo a Garlasco, questo che sensazioni ti dà come genitore? Che ovviamente non crede che sia stata fatta giustizia nei confronti della morte di sua figlia. Laura, è con me mia moglie. Se vuoi Ciao Laura, buonasera. Ciao, sì, potete parlare insieme indifferentemente. Allora, guarda, io non mi riferisco al caso di Dallas, perché diciamo che non l'ho seguito molto approfonditamente, diciamo, mi limito solo a vedere se c'è un nuovo indagato la difesa di specie della revisione del processo. Quindi sono due aspetti di indagine tecnici che non commento, mentre io ho sufficienti dati relativi alla nostra indagine già memorizzati in passato, ma che continuo ancora a scoprire
anche alla luce di tante nostre diversi primi accertamenti, che invece mi fanno dire sempre che l'indagine nostra è stata con una grandissima approssimazione che spesso rasenta l'incapacità manifesta degli organi di polizia giudiziaria e dei PM a gestire un'indagine. Sì, diciamo in questo caso si è proprio liquidato tutto col suicidio subito, perché non si va avanti. No, non è certo, proprio guardando gli atti delle indagini si capisce che c'è stata incompetenza e non dico malafede, incuria, cioè io parlo di incapacità a gestire, soprattutto dal punto di vista tecnico, l'indagine. Cioè, tecnico intendo dire manipolazione degli atti elettronici. Cioè, è inaccettabile che la polizia giudiziaria faccia le cose nel modo in cui l'ha fatta nella nostra indagine. E devo dire, è meno male che non siano arrivati ad un rinvio di giudizio con un'indagine fatta in questa maniera. Sì. La signora vuole dire qualcosa, insomma, invece a livello di sensazionanza che questa volta ce la facciate, insomma, ad avere almeno qualche risposta. Non certo, nessuno vuole puntare il dito su nessuno, però almeno avere un'autopsia, le cause certe di una morte. Infatti, almeno personalmente io auspico che mi venga data la certezza provata, e quindi quando dico provata con i debiti esami scientifici, di come mia figlia è venuta a mancare. Non voglio parlare di speranza, io voglio certezze, Laura, e queste me le devono dare solamente, me le deve dare la giustizia, e quindi chi è addetto a cercare questi indizi e queste prove che ci portino alla riesumazione. Non siamo noi a dover cercare le prove, sono loro, e finora non hanno fatto praticamente nulla. Nulla se non quello che abbiamo chiesto noi reiteratamente. E non è un caso. Dal tecnico che è stato accettato, che è stato ammesso dalla GIP, sono emersi elementi che sconvolgono tutte le previsioni del PM fatte nella richiesta di archiviazione. Non è un caso. Ecco, avvocato, da questo punto di vista, quali sono quindi le prossime mosse che si possono fare o che farete? Come ti stavo dicendo, attendiamo che si completi l'acquisizione dei mezzi istruttori indicati dal giudice delle indagini preliminari, dopodiché sicuramente torneremo in procura con una richiesta che riguarda la riesumazione e il successivo esame autoptico sul corpo di Patrizia. Ricordiamo molto doloroso, ricordiamo che è molto doloroso per le famiglie questo, però se si fa è perché davvero è assurdo. Devo dire che Vito e Rosanna lo hanno sempre richiesto con molto coraggio, che mi rendo conto che non è facile, però con molto coraggio lo hanno sempre richiesto, perché sono persuasi dal fatto che ovviamente questo dato possa essere obiettivamente un dato importante per comprendere che cosa è successo quella notte.
Vito e Rosanna, c'è qualcosa, volete segnalare qualcosa in ricordo di Patrizia? Al momento questo per me è un grosso motivo di rammarico. Al momento siamo talmente invischiati in questa vicenda giudiziaria che non abbiamo potuto assumere noi come famiglia, come familiare Patrizia, nessuna iniziativa in tal senso. Per fortuna ci sono a Gioia del Torre, e non solo a Gioia del Torre, ma anche a Canusa, perché Patrizia è la tesserata dell'associazione sportiva di Canusa nella piscina di Canusa, ed è la tesserata dell'associazione sportiva di running di Gioia del Torre. Per fortuna queste due associazioni da anni, fin dall'anno dopo la morte di Patrizia, hanno già in eventi sportivi dedicati a lei delle gare. Infatti no, mi riferivo a quelli, sì, mi riferivo a quelli. Esatto. E poi ovviamente fate i nonni, perché so quanto è stato difficile, insomma, poter far accettare, per quanto possa accettarlo un bambino, quello che è successo alla mamma, però so che siete bravissimi, quindi noi sicuramente. cerchiamo di fare la nostra parte con grande fatica, perché prendersi cura di un ragazzo ormai non è compito facile. Per fortuna che il nostro genere riesce a dedicare al figlio, soprattutto adesso, molto tempo, e quindi diciamo che questa situazione sta migliorando, insomma, perché prima per motivi di lavoro il mio genere era costretto a stare a lavorare a Padova, e quindi adesso da marzo lavora a Gioia, a Bari, e quindi finalmente diciamo, in un momento di crescita del figlio, quindi è più impegnativa da parte del papà e dei genitori, riesce a stargli vicino, più di quanto non possiamo fare noi. Ecco, in merito all'autopsia e al nostro dolore, nel caso in cui si tacesse, voglio precisare che io e mia moglie siamo cattolici. Sappiamo che con la morte il corpo si separa dall'anima e la vita nell'aldilà è dell'anima. Il corpo sicuramente non va buttato, ma va conservato, come abbiamo fatto. Questo però non preclude che quel corpo possa essere analizzato, possa essere studiato. Voglio ridere il medico che fa l'autopsia, pur avendo la necessità di sezionare il corpo, prendere dei pezzi dagli organi, eccetera, lo fa comunque con la massima cura e con la massima professionalità. Cioè, non è un macellaio. Quindi, ma ci mancherebbe. Quindi in ogni caso quel corpo va conservato. Certo, e quel corpo parlerà, vedrete che parlerà, perché parlano sempre, cito la professoressa Cattaneo, che anche le ossa parlano, quindi i cadaveri, ma anche le ossa parlano, quindi sicuramente riusciremo ad avere una risposta. Purtroppo dobbiamo chiudere perché siamo in chiusura, però sicuramente ci torneremo, Avvocato Castellaneta, Vito, Rosanna, Nettis, e ci lasciamo con questo bellissimo sorriso di Patrizia, che nessuno di noi ovviamente ha dimenticato e dimentica, e che
giustamente come dice Vito, l'anima vive, quindi Patrizia comunque continua a vivere con noi, no? Come Chiara, come Elisa, come tante. Noi la sentiamo sempre vicina e presente. Non voglio esagerare se dite che da lei riceviamo dei messaggi che stranamente sembrano concretizzarsi negli ultimi esiti di queste indagini. Infatti. Ci credo. Grazie avvocato. Grazie Alla a lei, prossima. grazie a lei. A presto, grazie Vito, grazie Arrivederci. Rosanna. Grazie. Alla prossima. Ciao. Ciao. Avete